Oggi con grande orgoglio ed emozione all'Assemblea Costitutiva di Confindustria Padova e Treviso e Confindustria Venezia Rovigo all'unanimità approvato la nascita di Confindustria Veneto Est, quindi nasce un soggetto importante all'interno del nostro territorio e a livello nazionale. Ecco, avete il Premier Meloni qui, le ripeto la domanda in sintesi: che voce arriva dal Veneto, quali sono le richieste? Una voce di lavorare in squadra, i tempi sono difficili, abbiamo bisogno di collaborazione, forte collaborazione, sicuramente i temi dell'energia rimangono ancora dei temi attuali, abbiamo le aziende che fanno ancora fatica a chiudere i contratti di energia e del gas, abbiamo sicuramente il tema del cuneo fiscale, noi chiediamo fortemente un cuneo fiscale che deve essere tagliato del 5%, abbiamo il cuneo fiscale più alto dei paesi OCSE, quindi c'è bisogno di tagliare il cuneo fiscale di 5 punti. C'è bisogno di lavorare molto, e qua riguarda il Veneto, sulle infrastrutture, quindi speriamo che i soldi del PNRR vengano investiti bene anche qui localmente sulle infrastrutture di cui abbiamo bisogno, sia per uscire dal nostro territorio per le merci e per le persone, sia internamente per il nostro territorio. Scusa, Presidente, cosa porta in dote il progetto di fusione? Porta in dote la prima cosa un servizio che si rafforza per i nostri associati, quindi un supporto forte alle nostre aziende, alle aziende del territorio, porta una progettualità insita già nelle singole Confindustrie che vanno a fare somma insieme, che porteranno dei bei progetti per il nostro territorio e portano, lasciate dire, anche una visione che vuole guardare al futuro, al domani, per fare in modo che questa area, questo territorio possa competere le sfide globali di oggi e di domani, non a livello italiano, non a livello europeo, ma a livello mondiale. Ecco, come vorreste che cambiasse il Veneto e cosa farete per cambiare il Veneto? Il Veneto è già una terra stupenda, noi vorremmo cercare di aiutare, contribuire al Veneto di diventare sempre più attrattivo e quindi essere attrattivo per il capitale umano, per i capitali finanziari, per la cultura, che possono venire e integrarsi bene in questo meraviglioso territorio. Il tema della mobilità, diceva. Il tema della mobilità è senz'altro importante, questo lo dicono i dati, i megatrend dicono che i ragazzi, i giovani, le persone si muovono dove ci si riesce a muovere facilmente, dove si può raggiungere facilmente il luogo di destinazione e dove ci si può muovere all'interno di questo luogo in maniera facile e molto smart. ZLS e Hydrolion sono due doti importanti che forse valorizzeranno questa unione? Assolutamente sì, anche questo è un asset prezioso per il territorio, su questo dovremo lavorare in maniera molto attenta con il territorio e con gli stakeholder del territorio. Da gennaio sarà lei il Presidente, cosa la guiderà? Un grande senso di responsabilità per condurre quattro province che sono province ricche del nostro territorio e soprattutto una visione comune che dovrà legare questo territorio in un'ottica futura. Cosa manca adesso a questa visione comune? La visione comune va costruita, quindi la progettualità bisogna metterla a terra. In questo territorio, lo dicevo prima, c'è già tanto, c'è già molto e dobbiamo cercare di costruire insieme quello che manca e quello che possiamo costruire insieme in termini di appunto di infrastrutture, in termini di grandi aziende, medie aziende, piccole aziende, tutte insieme possono essere messe unite in un percorso molto forte insieme. Qual è il rapporto con le altre Confindustrie tipo Vicenza, Verona, Belluno? Il rapporto con le altre Confindustrie è un rapporto molto aperto, molto schietto, di collaborazione. La nostra non dovrà essere un'associazione esclusiva, ma anzi un'associazione inclusiva per affrontare insieme quelli che sono i problemi del Veneto. Ecco, sappiamo che è un problema grosso quello dell'energia, però avete invitato il CEO d'Intesa, anche quello è una frontiera molto aperta. Che cosa vi aspettate dal sistema bancario? Guardate, in questo momento io penso che bisogna giocare in sistema. Noi abbiamo già aperto un tavolo comune con tutto il sistema finanziario, chiaramente Intesa è leader in questo territorio e quindi c'è bisogno di supporto finanziario sia per far fronte al tema dell'energia e del gas che purtroppo assorbe cassa alle aziende, ma sia per portare avanti gli investimenti. Questo territorio non si può fermare, deve continuare ad investire anche in momenti complicati come questo, quindi la parte finanziaria è importante, abbiamo bisogno di averla con noi.
Anche lei è pessimista un po' come il Presidente del Consiglio della Venezia, che diceva che il 2023-2024 saranno ancora 2 anni terribili. Allora, non sono assolutamente pessimista, ma conoscendo il Presidente Marinese so che neanche lui lo è pessimista, però bisogna essere realisti e cercare di affrontare le cose, ma io rimango ottimista e nell'idea che l'economia potrà ripartire in un momento in cui ci sarà sicuramente un rimbalzo nei prossimi mesi. Confindustria Veneto Est nascerà il 1° gennaio, oggi ci siamo sposati, per dirla così, 1° gennaio convoglieremo in una casa comune e nascono sfide importanti, nascono le sfide che riguardano il territorio, riguardano le nostre imprese, riguardano i nostri cittadini, riguarda un'idea di sviluppo che dobbiamo avere, un'idea di sviluppo di un'area metropolitana, di una grande metropoli che si candida a essere competitor di altre metropoli. Quale sarà secondo lei il cronoprogramma da qui al 2024, visto che ci ha parlato di 2 anni difficili da affrontare con difficoltà? Ma sono 2 anni da affrontare con difficoltà per ragioni tecniche, non perché ho un'idea. Noi adesso le nostre imprese stanno per rimborsare i debiti contratti nel periodo del Covid, 250 miliardi, vi do un dato. 226 miliardi PNRR da restituire in 30 anni, 250 miliardi contratti come debito del sistema produttivo italiano da restituire in 5-8 anni. Lei sarebbe preoccupato? Io sì, io sono preoccupato, anche perché della tenuta è importante. Non sono pessimista, ma sono realista, come dice giustamente anche Leopoldo di me. Dall'altra parte 2 anni importanti perché avvieremo dei lavori, dei cantieri, dove dobbiamo avviare una progettualità spinta, dobbiamo aggregare i nostri servizi perché non abbiamo aggregato solo i nostri servizi, dobbiamo trasmettere ai giovani l'idea che lavorare è bello, che aver successo non significa guadagnare per forza, aver successo significa fare ciò che piace. Quando una persona raggiunge quello che piace, ha raggiunto il successo. E nel successo c'è il lavoro, perché è parte integrante della dignità e del saper dire alla propria famiglia: io ho un'ambizione, che non è il guadagno, ma è la realizzazione di un sogno. Perché il metano in Germania costa molto meno di qua? Perché noi facciamo tanti debiti e perché noi siamo penalizzati dal punto di vista industriale? Quali richieste al governo devono arrivare dalla città metropolitana e dal Veneto? Guardi, noi paghiamo l'ideologia generale, abbiamo rinunciato alla produzione a materia prima, che Marghera si produceva il 50% della chimica in Italia, la chimica significa carta, significa qualsiasi cosa noi utilizziamo, per l'ideologia non si è data la possibilità alle aziende di riconvertire e di investire. Abbiamo perso la produzione della chimica, abbiamo perso la produzione dell'acciaio, lo vediamo, tutta la materia prima non la produciamo più, il petrolio lo importiamo, sull'energia abbiamo sempre detto che vale la pena soltanto importarlo e non produrlo, siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa che compra tutto. Le sembra normale? No, a me no. E perciò dal punto di vista produttivo, considerando che le filiere si stanno accorciando e ci sarà una fase di reshoring importante, aziende che torneranno a investire qui, dobbiamo investire sull'energia, dobbiamo sburocratizzare questo paese, bisogna avere fiducia, l'imprenditore non bisogna definirlo un eroe, ma una persona normale, gli eroi vanno venerati, gli imprenditori vanno rispettati. Rispettiamo le aziende, è già un bel passo in avanti, e dialoghiamo, che è un altro passo in avanti. Rispettando e dialoghiamo, volete vedere che costruiamo. Grazie. C'è una connotazione green al Veneto Est, perché è la sfida anche questa del futuro. Noi siamo green per definizione, ma non è una battuta. Nella capitale cultura e imprese l'abbiamo fatta, non c'è nessun'area in Europa, trovatemene una, che ha investito più di 2,5 miliardi di euro nella sostenibilità ambientale, sulla produzione delle batterie nuove al lidio per quanto riguarda l'automotive, la costruzione di una centrale che produrrà 30.000 normal metri cubi di idrogeno, il primo distributore idrogeno, Mater Biotech a Rovigo, che è del gruppo Novamont, la riconversione di una raffineria tradizionale in bioraffineria. Noi prendiamo l'olio di frittura, quello che buttate nel lavandino, e lo trasformiamo in gasolio, in odore e in colore. Trovatemi 2 esempi in giro per il mondo e vi dirò che mi sono sbagliato. Presidente, lei ha sottolineato l'importanza del dialogo col governo. Come è cominciato questo dialogo? Ma guardi, adesso onestamente ritengo che sia tutto prematuro. Questo governo è in carica da 1 mese,
si è trovata un'emergenza importante che è quella dell'energia. Su una manovra da 35 miliardi, 21 li abbiamo messi sull'energia perché è l'emergenza più importante. Questa è una manovra d'emergenza che nasce dal governo Draghi. È impensabile ritenere che un governo, qualsiasi questo sia, in un mese ti possa stravolgere una manovra economica di questa portata, tra l'altro con un'interlocuzione con l'Europa molto rilevante, perché non dimentichiamoci che alla fine di quest'anno partirà un'altra tranche dei fondi del PNRR. Perciò, se posso definirla in un modo carino, così automotive della macchina, è una manovra assistita. A proposito di automotive, Intel forse è una grande impresa che arriverà proprio dal settore dell'automobile a Venezia, ZLS, siamo ancora attrattivi, sta per arrivare una fase buona da questo punto di vista. Se sì, nel dialogo col governo, se si stanziano i soldi, se si dà la possibilità di dire che c'è una visione, che c'è una certezza normativa, io sono convinto che non solo servirà a Venezia, a Rovigo e al Veneto, ma servirà all'Italia. Noi abbiamo bisogno di modelli. Tangeri è cresciuta e si è infrastrutturata solo attraverso le zone economiche speciali. La Polonia ha fatto la stessa identica cosa. La Cina, Deng Xiaoping, diceva che le zone economiche speciali erano le porte aperte al capitalismo occidentali. Cioè noi non ci stiamo inventando l'acqua calda, dobbiamo soltanto essere reattivi. Ultima domanda, allora a questo punto quando sarà la prova del 9 di questo governo per voi? Su cosa lo misurerete? Sul dialogo. Vi faccio un esempio, guardate, un esempio concreto, veloce, sul 110%. Sul 110% tutti ritengono che il 110% sia un'esagerazione. Io dico, è vero che è un'esagerazione, ma se entro nei numeri tecnici, la quota lavori del 110% pesa il 70%. L'impresa prende il 70%, il 45% sono tutti ammenicoli burocratici che non stanno né in cielo né in terra. Allora, anziché dire il 110 portiamolo al 90%, non era molto più sensato ascoltare e dire il 70% lo portiamo al 100%? Grazie mille. Grazie. Buon lavoro. Grazie.